Benvenuti a tutti, iniziamo la preghiera della tredicina di Sant'Antonio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, che hai reso Sant'Antonio apostolo del Vangelo, concedi per tua intercessione una fede forte e umile. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai reso Sant'Antonio operatore di pace e di fraterna carità, guarda le vittime della violenza e della guerra. Fa che in questo nostro mondo sconvolto e pieno di tensioni possiamo essere testimoni della promozione umana e della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio il dono delle guarigioni e dei miracoli, Rendici disponibili al servizio verso i malati, gli anziani e coloro che hanno bisogno di noi. gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo. I secoli dei O Signore, che hai fatto di Sant'Antonio un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini, Proteggi nella tua paterna misericordia i viandanti, i profughi, gli emigrati. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e i secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo, Dona ai cristiani la gioia dell'unità visibile delle chiese. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre, e i secoli dei secoli. Amen. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, Fa che possiamo rinnovare la nostra vita osservando il Vangelo e rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. O Gesù, che hai dato a Sant'Antonio la grazia incomparabile di stringerti come bambino tra le tue braccia, Benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo timore di Dio. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre, e i secoli dei secoli.
o Gesù misericordioso, che hai dato a Sant'Antonio sapienza e doni per guidare le anime della santità per mezzo della predicazione. Fa che ci accostiamo con umiltà e fede al sacramento della riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito Santo, che in Sant'Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina, Fa che tutti coloro che sono al servizio dell'informazione sentano la loro grave responsabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto della persona umana. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. O Signore, che sei il padrone delle messe, per intercessione di Sant'Antonio, Manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, riempili del tuo amore e ricolmali di zelo e di generosità. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, che hai chiamato il Papa Francesco ad essere pastore universale, Per intercessione di Sant'Antonio, sostienilo e confortalo nella sua divina missione. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Dio Trinità, che hai dato a Sant'Antonio la grazia di conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Concedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore di madre, per poter meglio servire, amare e glorificare te, che sei l'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. O Signore, che hai concesso a Sant'Antonio di andare incontro a sorella morte con animo sereno, Orienta la nostra vita a te, assisti i moribondi, dona la pace eterna alle anime dei nostri fratelli defunti. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre, e i secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio prega per noi. E saremo degni delle promesse di Cristo.
Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Padre, fonte della vita, pietà di noi. Figlio, parola fatta carne, Pietà di noi. Spirito Santo, fuoco dell'amore, pietà di noi. Antonio da Lisbona, prega per noi. Disprezzatore della gloria mondana, Prega per noi. studioso assiduo delle scritture, Prega per noi. docile ascoltatore della voce dello Spirito, Prega per noi. entusiasta seguace di Francesco, Prega per noi. ardente di zelo missionario, Prega per noi. martire di desiderio, Prega per noi. obbediente alla volontà del Signore, Prega per noi. umile servo dei fratelli, Prega per noi. ricercatore del silenzio, Prega per noi. amante della contemplazione, Prega per noi. uomo di preghiera, Prega per noi. annunciatore instancabile della parola di Dio, Prega per noi. strenuo lottatore contro le eresie, Prega per noi. evangelista dei poveri, Prega per noi. denunciatore dei mali della cristianità, Prega per noi. profeta ardente della santità della Chiesa, Prega per noi. fustigatore dell'usura e dei vizi, Prega per noi. franco accusatore dei prepotenti, Prega per noi. dolce consolatore dei poveri, difensore degli innocenti, predicatore schietto della verità, evangelizzatore dei lontani, testimone con la vita della parola annunciata, dottore evangelico della Chiesa, sapiente conoscitore delle Scritture, maestro di teologia nell'ordine francescano,
vero frate minore, seguace della povertà di Francesco, obbediente in ogni richiesta del Signore, uomo dal cuore puro e compassionevole, apostolo zelante della salvezza dei fratelli, confessore instancabile dei peccatori, scrutatore dei misteri divini, tenero amico del bambino Gesù, cantore della passione del Signore, discepolo di Gesù povero e crocifisso, innamorato della Vergine Maria, uomo di fede che hai sorriso alla morte, glorioso santo dei miracoli, intercessore per i bisognosi presso il Signore, santo che tutto il mondo ama, protettore dei bambini, fratello che ascolti il grido dei sofferenti, amico che fai trovare le cose smarrite, gloria ed esempio dei frati minori, patrono delle nostre contrade, Antonio di Padova. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Signore, la mia salvezza, e non temo più, perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e m'hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Come comunità francescana dei Santuari Antoniani diamo il benvenuto a tutti voi, devoti di Sant'Antonio. In modo particolare accogliamo in questa seconda sera della Tredicina le comunità parrocchiali di Massanzago, Zemignana e San Dono, con il sindaco Stefano Scatolin e i parroci Don Ireneo e Don Germino, che presiede l'Eucaristia. Ci aiuterà a riflettere su Sant'Antonio, che, rifiutato dagli abitanti di Rimini, opera il segno della predica ai pesci, suscitando stupore per l'inventiva di Dio nel richiamare i suoi figli. Terminata la celebrazione ci recheremo poi con la reliquia del santo nel comune di Massanzago per pregare assieme e chiedere la benedizione e l'intercessione di Sant'Antonio per le famiglie, i giovani, gli anziani e in modo particolare per gli ammalati. Siamo venuti qui in questa chiesa che ricorda la visione di Sant'Antonio. Siamo venuti con tanta fiducia, anzi con la certezza di poter veramente parlare al Signore attraverso il Santo, che per tutti è sempre amico, fratello e patrono. Ecco, siamo devoti, sentiamo la sua vicinanza, la sua protezione e nello stesso tempo anche vogliamo guardare ai suoi esempi per essere un po' migliori anche noi, un po' più vicini a Gesù, alla sua vita e ugualmente la nostra vicinanza, la nostra devozione per Sant'Antonio, che è così viva e fraterna, ecco, vuole esserci un invito a un cambiamento, a un miglioramento della vita. Ecco, siamo fragili, siamo creature del buon Dio, ma segnate dalla triste realtà del peccato e per questo chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato il tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Tobia. In quei giorni, con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace, da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi, prima che potessero unirsi con lei come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi, ma tornando a riflettere pensava: che non insultino mio padre e non gli dicano: la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido.
Mio Dio, in te confido, che io non resti deluso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque in te spera, non resti deluso. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Alleluia, 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 alleluia. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo vennero da Gesù alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo egualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le Scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dei morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore. E a te, o Cristo. Noi sappiamo che la Chiesa ha definito Sant'Antonio dottore evangelico e evangelizzatore dei lontani. Ecco, chi conosce oggi i sermoni domenicali
che gli vengono riconosciuti sono pochissimi. Eppure sentiamo che veramente Sant'Antonio sapeva adattare la sua predicazione alle condizioni delle persone che lo ascoltavano e riusciva a collocare in essa il sale del buonsenso, così che chiunque lo udiva, se era nell'errore, se ne riscattava. Il peccatore si pentiva e si convertiva. Il buono era animato al meglio e nessuno ne tornava malcontento. Così parla uno dei suoi primi biografi. Persino i dati biografici più elementari ci sfuggono ormai alla memoria della maggioranza delle persone, però da sempre è chiamato il santo, è il santo dei miracoli. Ecco, in questo anno, in questa tredicina, ci è stato chiesto di partecipare ogni sera contemplando un miracolo svolto dal santo. E il primo di questi è il famoso miracolo della predicazione di Sant'Antonio ai Pesci. Siamo nella cittadina di Rimini. Cosa è avvenuto? Che in quella cittadina, che era ben salda in mano agli eretici, allora prevalentemente erano catari, all'arrivo del santo i caporioni danno la parola d'ordine di chiudere un muro di silenzio, cioè di non dargli ascolto. E difatti Antonio non trova persona alla quale rivolgere la parola. Le chiese sono vuote. Lui esce in piazza e anche lì non c'è nessuno. Nessuno mostra di accorgersi di lui, nessuno fa caso a quello che lui dice. E allora il santo cammina pregando e in quel momento ha una ispirazione, lo spirito gli suggerisce appunto di andare verso la riva del mare Adriatico e comincia a chiamare il suo uditorio. Venite voi, o pesci, a sentire la parola di Dio, dal momento che gli uomini non se ne degnano di ascoltarla. E i pesci affiorano a centinaia, migliaia, ordinati e palpitanti, ad ascoltare la parola di esortazione e di lode che il santo rivolge. Non viene riportata la predica, ma sicuramente sarà stata un invito alla misericordia, un invito alla conversione, aprire i cuori. Ecco, i pesci affiorano, appunto come ho detto, e poi tutti gli eretici sono curiosi di vedere come mai è andata a finire questa predica. È la curiosità più forte della consegna che avevano ricevuto dai loro caporioni, al punto tale che succede lo stupore, l'entusiasmo e alle emozioni tengono dietro il ravvedimento e il ritorno alla Chiesa. Ecco, questo miracolo è un segno un po' dell'inventiva di Dio nel richiamare i suoi figli, perché Dio non cessa mai di cercare i suoi figli e dà speranza anche a chi si è allontanato da Lui. Questo un po' mi pare aver capito il senso. Fa capire che il santo si fida del Signore e non è condizionato dagli eventi né dalle persone, ma con la fede incrollabile e fiducia paziente riusciva ad aprirsi una breccia anche nei cuori mal disposti e irretiti dall'astio e nel pregiudizio. Così che la forza della parola di Dio e la forza del Regno non sta nella forza dei mezzi, ma nella potenza del Vangelo. Ecco, guardando le letture di oggi, del Vangelo di oggi, la prima lettura, ecco, mi sorprende soprattutto queste cose, due cose fondamentali siamo richiamati. Ecco, la prima lettura abbiamo ascoltato appunto queste due preghiere di Tobi e di Sara, che poi diventeranno marito e moglie, però vivono a distanza, non si conoscono, hanno alle spalle un'esperienza entrambe dolorosa e si rivolgono al Signore perché rimane l'unica speranza, l'unico che può capire la loro situazione. E come si rivolgono? Appunto in questo modo. Prima a Tobi viene riportata in lungo questa preghiera dove manifesta il Signore la certezza che Lui sarà sempre un Padre misericordioso che provvederà ai Suoi figli e non farà mancare. Ed è certo anche di questa cosa,
che le colpe o le situazioni avverse che ci capitano non sono certamente da incolpare Dio, come noi a volte facciamo. Ecco, Dio ci ha abbandonato, è colpa di Dio, delle disgrazie a volte che ci succedono. No, Tobi ha questa certezza che eventualmente sono frutto della nostra fragilità, dei nostri limiti. E per questo si rivolge a Dio con questa lode, questa benedizione e nello stesso tempo anche riconosce, perché poi usa il plurale, e riconosce appunto che è causa anche delle nostre colpe, dei nostri peccati. E però chiede a Dio di intervenire. Ecco, bella questa preghiera. Lo stesso anche Sara, in un altro luogo lontano, anche lei umiliata dalla schiava, dalla serva, perché aveva avuto altri mariti e sono morti, ed accusa di essere lei la causa della morte di questi mariti. E allora lei si rivolge al Signore con questa fiducia e questa apertura, e entrambe le preghiere vengono esaudite. Ecco, allora cosa ci dice questa prima lettura? Mi pare che ci dica questa cosa, che innanzitutto noi dobbiamo rivolgerci con grande fiducia e fede al Signore, che poi la nostra preghiera non è che cambia, modifichi le situazioni resteranno sempre le stesse, ma siamo noi che veniamo modificati, perché saranno cambiati i nostri atteggiamenti interiori. Ecco, vivremo queste situazioni in maniera nuova, diversa. Ecco. E questo mi pare che sia un bel insegnamento di speranza che ci viene dato. E questa è la prima cosa. Secondo, il Vangelo. Abbiamo ascoltato appunto questo gruppo di Sadducei che non credevano nella resurrezione e incontrano Gesù e lo vogliono mettere alla prova, anzi creano una trappola, diciamo così. E presentano un caso di una donna che è rimasta vedova, ha sposato 7 fratelli, per farla breve, e dopo tutti questi sono morti. E allora domandano a Gesù: di chi sarà moglie nel regno dei cieli, quando appunto ci sarà la resurrezione? Perché loro, ho detto, non credevano nella risurrezione. Gesù non risponde direttamente a loro, però capisce che è l'occasione per offrire 2 opportunità. Primo, dice questo, che nel regno dei cieli non bisogna ragionare con la nostra mentalità di possesso, no? Perché in fin dei conti era così considerata la moglie, la donna, nei tempi di allora. Era una proprietà del marito. Prima di tutto viene superata questo, ma poi non c'è da pensare con la logica del mondana, pensare l'aldilà, perché nell'aldilà saremo figli della risurrezione, quindi saremo in una situazione nuova, completamente diversa da quella che possiamo immaginare. E seconda cosa, che è la cosa più importante, ecco che il Dio in cui noi crediamo è il Dio della vita, non della morte. E questa è l'affermazione forte che fa Gesù. Facendo riferimento al Dio di Abramo, Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, come si è manifestato a Mosè al rovetto ardente, fa capire che il Dio in cui noi crediamo è il Dio della vita, per cui noi crediamo fino in fondo che Dio possa sempre intervenire nelle nostre situazioni. Ecco, allora questo è molto importante. La morte non può interrompere questo legame di amore con i nostri cari che ci hanno preceduto. E cosa risorge di noi? Tutto ciò che è stato oggetto di amore, tutto ciò che è stato bene, tutto ciò che ha fatto crescere, tutto ciò che è stato veramente vita. Risorge anche il dolore che ti ha fatto essere quello che sei, ma luminoso, splendente e bello. Ecco, i risorti vivono della stessa vita di Dio e troveranno in pienezza il legame con il Padre e tutto ciò che di buono abbiamo desiderato e costruito nella vita terrena. E allora voglio concludere con una frase presa dalla catechesi, l'udienza generale del Papa Francesco di mercoledì scorso, che ha toccato appunto anche questo tema della preghiera. Ecco, e concludeva dicendo: il male è signore del penultimo giorno, l'ultimo giorno c'è la resurrezione. Dio è il Signore dell'ultimo giorno, perché quello che appartiene solo a Dio ed è il giorno in cui si compiranno tutti gli aneliti umani di salvezza. Impariamo questa pazienza umile di aspettare la grazia del Signore, aspettare l'ultimo giorno. Tante volte il penultimo giorno è molto brutto, perché le sofferenze umane sono brutte,
ma il Signore c'è e all'ultimo giorno Lui risolve tutto. Mi sono piaciute queste parole conclusive. Allora, cari fratelli e sorelle, siamo qui questa sera portando insieme tante intenzioni. Noi, i nostri cari, le persone che vogliamo presentare al Signore, intenzioni che riguardano noi stessi, le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane. Ecco, Sant'Antonio ci guardi, ci accompagni, ci doni il suo aiuto e la sua fraterna e gloriosa intercessione. Ritornando a casa possiamo portare e partecipare a tutti la gioia di questo incontro con il Signore Gesù e la benedizione dei santi. Al Dio che ha risuscitato Cristo dai morti, rivolgiamo la nostra preghiera perché apra il nostro cuore, la nostra mente alla ricchezza del suo mistero. Diciamo insieme: illuminaci, o Signore. Per la Chiesa, annunci sempre la risurrezione del Signore Gesù e sia promotrice di speranza nelle varie situazioni della vita. Preghiamo. Illuminaci, o Signore. Perché i sofferenti trovino in Dio e nella risurrezione di Cristo senso e conforto per il loro dolore. Preghiamo. Illuminaci, o Signore. Perché coloro che si sono allontanati dalla Chiesa tornino ad ascoltare l'appello di Cristo, che parla loro attraverso i suoi pastori, come i pesci ascoltarono la voce di Sant'Antonio. Preghiamo. Illuminaci, o Signore. Per le parrocchie del comune di Massanzago trovino nella protezione di Sant'Antonio la speranza e la forza per affrontare le fatiche e i problemi causati anche dalla pandemia. Preghiamo. Illuminaci, o Signore. Perché noi tutti che partecipiamo a questa Eucaristia sappiamo leggere e interpretare la storia quotidiana alla luce della parola di Dio e della sua potenza di vita. Preghiamo. Illuminaci, o Signore. Preghiamo per la nostra patria. Oggi è la festa della Repubblica, 75 anni, e vogliamo, per intercessione di Sant'Antonio, pregare per tutta la nostra nazione perché trovi la concordia, trovi la capacità di rialzarsi, di riprendere dopo questo tempo buio che ci ha attraversato tutti. Preghiamo. Qui c'è una coppia della mia parrocchia che festeggia l'anniversario di matrimonio, hanno accolto l'invito di venire qui a pregare, lo preghiamo per loro, preghiamo per tutte le coppie presenti, tutte le famiglie, perché trovino in Sant'Antonio un grande intercessore. Preghiamo. Signore Gesù, con le parole di Sant'Antonio ti preghiamo, aprici gli orecchi con la tua parola e toccaci la lingua con la tua sapienza, affinché possiamo obbedirti, lodarti, benedirti e meritiamo di giungere a te che sei benedetto e glorioso. Accordacelo tu, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli eterni. Amen. A te, nostro Padre, nostro Signor, pane e vino oggi noi offriamo sull'altar. Grano diverrai, vivo pane del cielo, cibo per nutrire l'alma fede. A te, nostro Padre e nostro Signor, pane e vino
oggi noi offriamo sull'altar. Vino diverrai vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l'arsura del cuor. A te, nostro Padre e nostro Signor, pane e vino oggi noi offriamo sull'altar. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di Sant'Antonio serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della tua salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu, fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi e ricolmandolo del tuo spirito lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniasse agli uomini la potenza salvifica della tua parola e la soavità del tuo paterno amore. Con lo stesso ardore dello Spirito con il quale Egli ti ha predicato in terra e ora ti magnifica in cielo, anche noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia comunale stasera che hai convocato a questa tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Intinzione. Centro, sinistra. Credo in te, Signor, credo in te. Grande qua giù il mister, ma credo in te. Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te. Spero in te, Signor, spero in te. Debole sono ognor, ma spero in te. Luce soave, gioia perfetta sei. Spero in te, Signor, spero in
Signor, amo te. O crocifisso amor, amo te. Luce soave, gioia perfetta sei, amo te, Signor, amo te. Resta con me, Signor, resta con me. Pane che dai vigor, resta con me. Luce soave, gioia perfetta sei, resta con me, Signor, resta con me. Preghiamo. O Dio nostro Padre, confermaci nella fede per la potenza misteriosa di questi sacramenti, perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica per la quale Sant'Antonio lavorò instancabilmente fino alla morte, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente ed Eterno, che ha costituito Sant'Antonio apostolo della sua parola e della sua misericordia e fonda su di voi la sua benedizione. Nel cammino di questa vita, Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Dio ascolti ora e sempre, per intercessione di Sant'Antonio, le vostre preghiere, disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, per intercessione di Sant'Antonio, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. O dei miracoli in Clito Santo, dell'alma Padova, tu te l'hai vanto, benigno guardami, prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me. Benigno guardami, prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me. Col vecchio il giovane a te sen viene, e in atto supplice chiede ed ottiene. Di grazie arbitro di Dio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me.
Antonio, prega per me.